Nell'Agrigentino iniziative zero, nessuna cerimonia, nessuna celebrazione ufficiale per rendere omaggio all'autonomia siciliana. Solo la popolazione scolastica si è accorta della festa, non fosse altro perché oggi i cancelli sono rimasti chiusi. Per il resto una ricorrenza in sordina, affari spenti, forse magari è giusto così, visto che questa speciale condizione per la terra della Trinacria non ha poi prodotto quei risultati straordinari, quegli obiettivi che le potenzialità e le prerogative concedono. Lo Statuto siciliano venne adottato con decreto nel 1946, ancor prima del referendum del 2 giugno, assegnando alla Regione proprie competenze su apposite materie, come ad esempio agricoltura, servizi e formazione, enti locali, rispetto alle quali poter adottare forme diverse di organizzazione e funzionamento. In tutto questo sta l'autonomia. Oggi assistiamo invece ad una Sicilia impantanata, incapace di decidere su acqua, rifiuti come sulle province, una Sicilia attendista, stucchevole, spesso commissariata da Roma, che spesso invece di rivendicare viaggia verso la capitale con il piattino in mano a chiedere elemosina. Povera Sicilia, povera autonomia, certamente da ripensare. Oggi a Palermo comunque la festa trova riscontro in scena al Teatro Politeama. Nel corso della cerimonia aperte ai cittadini le premiazioni, conferimenti attribuiti tra gli altri con la medaglia d'oro di riconoscimento conferita dal Presidente della Regione Rosario Crocetta al Presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, bersaglio di un fallito agguato di stampo mafioso, e i poliziotti che lo salvarono, il vicequestore giunto Daniele Manganaro e gli assistenti Sebastiano Proto, Salvatore Santostefano e Tiziano Granata. Riconoscimenti anche al giornalista Paolo Borrometi, oggetto più volte di intimidazioni, al direttore dell'ASP di Palermo Antonio Candela, al missionario laico Biagio Conte, all'imprenditrice Elena Ferraro che ha denunciato le pressioni della famiglia di Matteo Messina Denaro a Castelvetrano. Premiate anche le eccellenze dei vari settori produttivi, circa 400 aziende della protezione civile, della società siciliana e i comuni che si sono distinti per la raccolta differenziata. Poi spazio artistico con il maestro Davide Santacolomba, il giovane pianista palermitano affetto sin dalla nascita di una sordità grave, e con il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana.